E un ben ritrovato anche a Cristian Sergo, che è coordinatore per la provincia di Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, in primo piano riparto subito con voi dalla prima pagina del Messaggero Veneto, perché in queste ore, in queste ultime giornate, si sta parlando molto della mobilitazione contro l'installazione possibile di 4 mega pale eoliche sulla dorsale del Monte Craguenza, fra i comuni di Pulfero e Torreano. Prospettate, ricordo il titolo del Messaggero Veneto, 4 strutture alte come un palazzo di 70 piani. C'è stato un vertice fra i sindaci contro il progetto, il caso passato in regione, l'assessore Scocimarro, che nel corso ieri e della giornata comunque ha detto massima attenzione a difesa del territorio. Comunque si parla di un investimento in ballo da 48 milioni di euro. Tra poco riaprirò la doppia pagina dedicata al tema. Riparto da lei, Cristian Sergo, perché è intervenuto subito come appunto rappresentante del Movimento 5 Stelle e insieme anche al collega di Europa Verde, co-portavoce regionale Vicentini, mobilitandosi contro questa possibilità di installazione. Sì, ma innanzitutto cercando di fare informazione, perché diciamo, l'istanza è stata avanzata da pochissimi giorni, per cui era appena stata pubblicata sul sito della Regione, appena abbiamo visto, ho il tempo di leggere ovviamente le carte presentate, ancora un po' troppo scarne a nostro avviso, ma questo ci sarà tempo di fare integrazioni più avanti. E abbiamo voluto ovviamente informare la cittadinanza di quello che sarebbe o potrebbe diventare, ovviamente speriamo di no, il primo parco eolico della nostra regione. In passato c'erano già stati dei tentativi, 15 anni fa a Trasaghi se ne è parlato, è stata fatta anche lì una valutazione di impatto ambientale, quella volta la regione ha dato parere contrario. Adesso che in teoria abbiamo fatto una legge 3 mesi fa per evitare proprio questo, purtroppo evidentemente quella legge non è sufficiente, in parte lo si sapeva, in parte è stato detto, in parte si poteva fare sicuramente di più. Noi avevamo presentato in aula, no, anche con la consigliera Capozzi, un emendamento proprio perché è scritto nel decreto ministeriale del 2024, quello proprio sull'individuazione delle aree idonee, che le regioni possono individuare un perimetro fino a 7 km dai siti che si vogliono tutelare. Qui abbiamo il sito UNESCO di Cividale, no? Facendo i 7 km da quel sito, praticamente questo impianto risulterebbe in area non idonea. Quindi la legge regionale dovrebbe in questo caso... Sì, ma l'emendamento è stato bocciato. Okay. E quindi non avendo approvato quell'emendamento, adesso i proponenti stessi dicono che la legge è coerente con l'impianto, perché diciamo, la zona individuata non è in area non idonea, e quindi loro ovviamente avanzano le loro pretese. Io mi auguro fin da subito che ci sia su questo una battaglia molto forte da parte dei cittadini per difendere quello che è il nostro paesaggio, il nostro territorio. Qui vediamo l'area in cui altrimenti... si punta a collocare le pale eoliche, vediamo 4, andiamo a riepilogare allora attraverso il Messaggero anche maggiori dettagli. Quindi anche i comuni coinvolti, 5, sono impegnati nell'esame delle carte. Come detto, mercoledì sera i primi cittadini di Pulfero, Torreano, San Pietro Natisone e Cividale Moimacco si sono incontrati proprio per definire le strategie di controffensiva, no? Sono definite così, contro questa prospettata installazione sul crinale del Monte Craguenza, in un'area prativa privata dall'alto valore paesaggistico. Si spiega l'installazione di 4 pale eoliche dal diametro di 160 metri su piloni alti 200 con cavidotti interrati che si svilupperebbero su 14 chilometri. Si sta provando a trovare un contatto diretto con la società proponente, la ponente Green Power SRL, spiega il Messaggero Veneto, ma finora i tentativi sono risultati essere caduti nel vuoto. Si parla di questo investimento enorme, quasi 48 milioni di euro, come è stato spiegato anche dalle località, e si riflette adesso. Comunque si stanno approfondendo le carte. Abbiamo visto già le parole espresse ieri in prima commissione, intanto dall'assessore regionale Scocimarro, poi tanti altri pareri contrari già espressi, bipartisan diciamo così, da parte di vari consiglieri regionali. Lei, consigliere Budai, cosa ne pensa? Ho detto semplicemente che, come sempre, tutto questo ovviamente sarà l'ennesima raccolta firme per situazioni analoghe sulle rinnovabili, che arriverà ovviamente in quarta commissione che pro tempore ancora presiedo.
ma di fatto c'è il problema di fondo che le energie rinnovabili per l'Unione Europea sono strategiche, ma sono strategiche, quindi passano sopra l'agricoltura, il paesaggio, passano sopra anche le città UNESCO, questo mi viene da dire, perché fondamentalmente se dobbiamo arrivare, no, a eliminare tutti i combustibili fossili, che vuol dire triplicare la nostra capacità di produzione di energia elettrica, l'Unione Europea ci dà l'indicazione, dobbiamo arrivare lì. E quindi di fatto è conveniente, al di là del paesaggio, delle aree agricole che io vorrei tutelare, perché sì, da agricoltore aberro, no? Quando vedo immense centinaia di ettari, no? Che vengono stravolti ad esempio dal fotovoltaico, però ci danno un chiaro segnale. È chiaro che quindi per le società multinazionali è conveniente arrivare in una determinata situazione economica. Dobbiamo anche dire che il TAR del Lazio, sul discorso delle aree idonee che il governo aveva individuato, demandava alle regioni di poter individuare le aree idonee, ha bocciato quella parte della legge. E quindi ci troviamo in una situazione in cui dovremmo rivedere parte anche della normativa a livello regionale, a meno che il governo non impugni, no, davanti alla Corte di Stato questa bocciatura. Se le regioni non possono effettivamente andare a individuare in toto le aree idonee, e anche se le individuano, dopodiché, proprio perché abbiamo deciso, qualcun altro ha deciso che queste energie rinnovabili sono strategiche, è evidente che multinazionali che investono hanno di fatto, magari ne impiegheranno più tempo, hanno mano libera. Bipartisan c'è stata la condanna di un'idea del genere, chiaramente da parte dell'assessore Scocimaro, ma anche da parte mia, perché eventualmente se si va a individuare delle aree idonee, le aree idonee probabilmente ci sono anche nella nostra regione per fare delle rinnovabili, è evidente che ci vuole una sinergia anche con i gestori della rete per portare ad esempio la spina di attacco in aree che non sono dal punto di vista paesaggistico, agricolo o culturale, storico, interessanti, oppure insomma non hanno questa fruizione turistica. Offende già probabilmente sul territorio il fatto che siano proposte in determinate aree? Come la vede? Certamente, però sicuramente io le dico che ci sono determinate aree del nostro territorio che dal punto di vista agricolo, turistico hanno ben poco, perché magari sono già piene di metalli pesanti o di salinità, senza dover dire nome e cognome dove dobbiamo andare, però non hanno la spina, e lì il fotovoltaico potrebbe anche, tra virgolette, starci se dobbiamo andare a individuare. Perché? Proprio perché non hanno una redditività, non hanno alcun interesse. Se dobbiamo arrivare a una determinata situazione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a meno che non vogliamo riconsiderare, ma dubito, no, gli investimenti sul nucleare, oppure fermarci un attimo e avere sia le rinnovabili ma sia ovviamente delle centrali, chiamiamole tradizionali. I sindaci dicono di avere a disposizione tempi stretti, intanto per le osservazioni solo 30 giorni è stato spiegato, per quello sì, gli uffici si sono messi già all'opera, e poi tra i vari commenti raccolti proprio dai primi cittadini dei territori coinvolti parlano di schiaffo al grande lavoro che si sta compiendo anche per cercare di far decollare l'unica risorsa rimasta a queste terre, il turismo, un problema quindi di rilancio anche, no? Di annullare questi sforzi fatti nel tempo anche nelle valli del Natisone. Sergo. No, sicuramente, ma questo è uno degli aspetti. Prima abbiamo detto il paesaggio, perché in questo caso non possiamo parlare di consumo di suolo in quanto tale, ma insomma sempre di installazioni abbastanza importanti parliamo, perché sono 60 metri di cemento messi in zone naturali, come avete mostrato di fatto anche prima. Però è chiaro che qui c'è un problema di paesaggio, c'è un problema di rumore, perché questi impianti, per chi li ha visti da vicino, sa che non sono proprio così silenziosi come ci sembrano a 20-30 km di distanza quando li vedi, ma stare, come si diceva prima, a Cividale con 7 km o ovviamente nelle valli, no? Perché poi lì è pieno di sentieri. Il CAI, se andate sul sito, vi mostra tutti i sentieri che si possono
battere, no, per appunto turismo lento. Però volevo dire solo due cose rispetto a quanto diceva il Presidente poco fa. Intanto il TAR del Lazio è il TAR del Lazio. Anche il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva detto che avremmo dovuto restituire le firme della petizione alla Danieli, poi è arrivata ovviamente una Corte di Cassazione un po' più diciamo autorevole, ha detto che no, bisogna tutelare la privacy dei cittadini per quanto riguarda le petizioni. Sì, quindi quello che dice il autorevolezza, Tribunale amministrativo ovviamente va rispettato, però anche quando vengono impugnate le nostre leggi regionali, fin tanto che non si esprime la Corte Costituzionale, quella legge regionale vale. Per cui se noi avessimo fatto quell'emendamento sarebbe in vigore e nessuno poteva andare a dire nulla di che, sempre che fosse impugnato dallo Stato, ma sarebbe stato difficile, visto che è lo Stato che ci dice che noi possiamo fare quel tipo di, o avremmo potuto fare quel tipo di intervento. Quello della Sardegna l'ha impugnato. Sì, ma infatti loro hanno scritto determinate cose che noi ovviamente né abbiamo scritto né abbiamo proposto per farci impugnare la legge apposta. Avremmo potuto, perché le battaglie politiche si fanno anche così. Però diciamo la situazione questa è. L'altra cosa sugli obiettivi che ci impone l'Unione Europea, verissimo, c'è una scaletta, noi ogni anno dobbiamo raggiungere determinati obiettivi di installazioni in fonti rinnovabili. Io ormai sono 2 anni che lo dico ovunque, noi rispetto agli obiettivi prefissati dal Ministero un anno fa abbiamo già superato gli obiettivi da raggiungere al 31 dicembre 2024, 2025 e penso fra 1 o 2 mesi supereremo anche quelli del dicembre 2026. Noi dovevamo installare 404 megawatt di fonti energetiche rinnovabili entro il 31 dicembre 2024, dal 2021-22 praticamente, ne abbiamo installati 650 in regione, il 31 dicembre 2024. Siamo già 7 mesi avanti con una media di diciamo 12-15 megawatt al mese, siamo già praticamente oltre i 700. Questo cosa significa? Nulla dal punto di vista legislativo, perché non c'è ovviamente nessuna norma che ci dice che se noi superiamo gli obiettivi possiamo bloccare le opere, però si potrebbe fare. E questo chiaramente chi lo dovrebbe fare? Chi governa. Prego. Non a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Cioè, fare un ragionamento di questo tipo, cioè le regioni che hanno già superato gli obiettivi e che hanno già autorizzazioni tali da superare anche quelli del 2030, perché noi con tutti gli impianti fotovoltaici che abbiamo visto diciamo, presentare, perché non nascere, perché ne hanno fatti 5 praticamente, sono installati nella nostra regione. Questo presupporrebbe però che magari il superamento può ledere magari il territorio, invece poi caso per caso anche il fatto che siano superati potrebbero essere magari altre considerate sui megawatt installati, quindi bisognerebbe sui megawatt installati ci sono anche tanti megawatt installati derivanti anche dal fatto che questa regione ha investito molto per coprire ovviamente i tetti dei nostri cittadini, perché non dimentichiamoci che probabilmente siamo la prima regione in Friuli Venezia Giulia per abitanti, ovviamente per investimento, dove l'amministrazione è andata a coprire, fra sgravi e quant'altro, anche qualcuno il 90% delle spese di installazione. Questo chiaramente ha portato a una marcia in più per coprire il fabbisogno ovviamente di rinnovabili. Dopodiché chiaramente questo è un fotovoltaico domestico, poi arriva quel che riguarda il fotovoltaico che serve ovviamente per l'industria e per quant'altro. Tra virgolette noi siamo come Friuli ogni volta più realisti del re, ovviamente ci adeguiamo, no? A quello che è la normativa nazionale anche sul discorso rinnovabili. Io dal sentore che ho probabilmente rischia di esserci un rallentamento di questa installazione, proprio perché stiamo andando a coprire tutto quello che può assorbire la rete. Fra un po' probabilmente gli obiettivi non saranno tali, proprio perché cominciano a esserci 800 giorni per l'allaccio, 400 giorni per l'allaccio, non riesce la cabina media a supportare determinati ingressi in rete, quindi probabilmente, la mia impressione, per l'amor di Dio non sono un tecnico, ma da quello che sento,
ci sarà un rallentamento anche non dico sugli investimenti, perché ovviamente le richieste di poter fare determinati parchi fotovoltaici, oppure in questo caso parchi eolici, ci sono, però probabilmente ci sarà un minimo di rallentamento dovuto al fatto proprio che mancheranno anche nei privati, anche chi ha delle strutture che vuol coprire, ovviamente quindi non andando a interessare, cominciano a esserci dei problemi su quel che riguarda la rete per assorbire tutta questa energia e soprattutto per compensarla. Anche qui stanno nascendo comitati, conservarla, perché tutta questa energia altrimenti c'è il rischio, come in Spagna, se non viene conservata per utilizzarla nei momenti di picco, dove la mettiamo? Richiede poi sì, questi sono i famosi BES di cui all'ultima petizione arrivata in Consiglio regionale. Sempre in quarta commissione. Per le batterie di accumulo, no? Quello che è successo a Pasia di Prato, avete fatto anche voi i servizi, e sulle preoccupazioni che ci sono anche su quelle installazioni, ma anche quella cosa lì riguarda sempre una pianificazione nazionale che poi ovviamente viene completamente disattesa sui territori. Nel senso che noi abbiamo un piano nazionale integrato energia e clima, PNIEC, aggiornato nel 2024, che ci dice sostanzialmente che in questa regione dovremmo avere 300 megawatt di impianti di questo tipo. Abbiamo autorizzazioni già per 1 gigawatt, cioè 1000, siamo al triplo. Ma perché? Perché evidentemente gli investitori sanno che se vengono qui hanno portoni evidentemente spalancati per vari motivi per fare questo tipo di azioni e che vanno oltre all'interesse pubblico, perché quello che dico io è che nel momento in cui noi andiamo oltre gli obiettivi prefissati stiamo facendo solo l'interesse degli investitori, non stiamo più facendo l'interesse pubblico. E allora a quel punto queste opere che sono considerate interesse pubblico lo sono nel momento in cui ci aiutano a raggiungere gli obiettivi. Ma se noi, come detto, perché è verissimo, ci potrà essere un rallentamento, però Presidente, noi negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo approvato 60 impianti fotovoltaici. Ne avremmo installati finora 5-6, ma continuano a essere autorizzati. Nell'ultima settimana abbiamo autorizzato l'agrivoltaico di Carlino, dove si era mosso l'europarlamentare Ciriani, è venuto a Carlino e ha detto non si farà niente, si fa, ed è stato autorizzato dalla Regione. Abbiamo ovviamente istanze di nuovo sia a San Giovanni Natisone che a Trevignano. Tra San Giovanni Natisone, Manzano e Santa Maria ci sono più impianti fotovoltaici che campi ormai. Perché proprio c'è la linea sopra, no? Se vedete la mappa di quello che sta diventando quel territorio, noterete che ormai il blu sta superando il verde marrone di quelle zone. Metteteci ovviamente tutte le installazioni già presenti tra zone industriali, case, strade, ferrovie, tutto quello che può passare su quel terreno, capite che ormai il consumo di suolo in questa regione è un'altra cosa. Proprio ieri, infatti, in prima commissione... Prego. Poi domando la pubblicità. Sì, no, proprio ieri, in commissione, il Presidente della Quarta ha detto, visto tutto quello che sta arrivando, e visto che anche non tutti i tecnici del settore concordano con quanto dice il mio caro amico Sergo, ho chiesto che a settembre, ottobre, comunque si faccia il punto della situazione su tutte le richieste di audizione dei vari comitati. Dopo 3-4 mesi della legge, saranno 5, si faccia un punto della situazione per capire effettivamente dove siamo e dove stiamo arrivando. Questa è stata la mia richiesta ovviamente all'assessore, che penso insomma a ottobre si potrà fare un punto per capire fra le varie voci dove stiamo arrivando. Allora, le ultime battute le leggo, quelle dell'assessore prima di lanciare la pubblicità, perché Scocimarro ha detto sarebbe stato gradito in questo caso visionare il piano nelle sedi istituzionali prima che venisse presentata la formale istanza per l'iter di valutazione previsto. La linea politica che perseguo, ha sottolineato Scocimarro, è quella di non installare grandi pale eoliche nel nostro piccolo compendio dell'universo, citando Ippolito Nievo. Un discorso diverso vale per il mini e micro eolico.
eolico, in relazione ai quali stiamo affidando uno studio. Pur nel rispetto dell'iter tecnico-amministrativo in corso, garantisco, ha concluso Scocimarro, dunque la massima attenzione. Quindi anche qui le dimensioni, la collocazione, ma anche le dimensioni, perché per il mini e microeolico insomma ci sono delle riflessioni differenti chiaramente. Queste le parole di Scocimarro che era doveroso comunque sottolineare. Allora, pausa pubblicitaria, restate con noi perché abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare assieme. Ben ritrovati, proseguiamo dunque il nostro confronto politico sempre in compagnia di Alberto Budai, consigliere regionale della Lega, e di Cristiano Sergo, coordinatore provinciale per Udine del Movimento 5 Stelle. Allora parlerei dell'esame della manovra di assestamento in corso. Vediamo il titolo del Messaggero Veneto: dai pannelli solari fino a Barcola, ultimi ritocchi all'assestamento in commissione, gli ultimi emendamenti e il voto sul testo di legge. Dal 22 luglio la maratona in aula, 250 milioni ancora da assegnare. Arrivano 2 milioni a Friuli Venezia Giulia Energia per rinnovabili sulle aree idonee. Ci sono tanti ovviamente i settori coinvolti da questa manovra. Facciamo così, andiamo a rivedere un servizio con alcune voci raccolte ieri proprio in Consiglio regionale dai colleghi di Tele4. Sentiamo. Sostegno alle imprese, alle assunzioni, al comparto sanitario beneficiato dagli adeguamenti contrattuali, in arrivo anche quello relativo agli stipendi dei dipendenti di regioni e comuni, 13.400 gli interessati, con 13 milioni stanziati su proposta dell'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti. Sono solo alcuni degli argomenti chiave della manovra finanziaria all'esame del Consiglio regionale. I 100 milioni messi, oltre 100 milioni messi nei fondi di rotazione, no? Circa 60 milioni nella legge 80 il fondo di rotazione sull'agricoltura e 40 milioni sul FRIE, il fondo di rotazione per l'economia, per l'industria. Sono importantissime perché sono un volano importante per l'economia della nostra regione, creano posti di lavoro, aiutano le imprese a investire in innovazione. Perché se abbiamo risorse da poter applicare vuol dire che quelle che sono state le attività negli anni precedenti hanno prodotto i frutti che erano attesi. Possiamo dare risposta a bisogni emergenti come quelli della fragilità legata al mondo sociale, ma anche continuare a sostenere il mondo dell'economia. Penso ad esempio ai provvedimenti a supporto dei consorzi industriali. Un assestamento in cui si registra anche la modifica dei criteri sulle agevolazioni per la prima casa, cioè sparisce con l'arrivo del secondo figlio l'obbligo di non cedere per 5 anni le prime case che hanno usufruito dei bonus regionali, una novità l'emendamento di giunta che si collega anche alla situazione di denatalità di cui soffre il Friuli Venezia Giulia, più volte sottolineata dalle opposizioni. È una regione dove si nasce meno degli altri luoghi, è una regione dove anche per quello che riguarda i giovani che vanno all'estero, ed è un tema legato alle nascite, questi giovani non trovano alternative qui perché comunque anche il livello delle retribuzioni salariali è più basso rispetto al resto del nord-est. Ci sono delle azioni da intraprendere. Da questo punto di vista noi stiamo facendo delle proposte. Ci fa piacere che nel comparto sanitario alcune delle proposte che abbiamo fatto negli anni scorsi siano stati accolti diciamo a distanza di 1 anno e mezzo. Sulla sanità c'è ancora moltissimo da fare, non basta mettere risorse ma serve lavorare sul sistema organizzativo. Sugli enti locali si continua a mettere soldi che rischiano di rimanere fermi nelle casse dei comuni perché non riescono a spenderli. E poi 2 temi molto importanti, il contrasto alla povertà e anche il tema dei cambiamenti climatici, 2 questioni che non sono pervenute nonostante oltre 1 miliardo di euro a disposizione sui tavoli della Giunta. Allora, l'ultima battuta anche dalla minoranza, riparto da lei. Allora, per la maggioranza Budai, abbiamo sentito sanità, non solo, restano ovviamente ulteriori passi da fare. Che cosa difende di più di questa manovra e come replica anche ad alcune criticità rilevate? Io in aula ieri ho sentito anche tanti plausi, applaudiamo da parte della minoranza, no? Tant'è che a volte, anzi la battuta che è stata, sì, è un po' difficile fare minoranza quando poi alla fine si allocano tutte queste risorse e come hanno detto andiamo a realizzare magari alcune delle richieste che l'opposizione negli anni aveva fatto. Quindi di fatto c'è grande attenzione al territorio, c'è grande attenzione ovviamente a mantenere
un tessuto economico e sociale valido della nostra regione, perché le risorse che sono state messe sono veramente importanti, è chiaro che, come si dice, ok, non bastano solo le risorse, ci vuole una nuova idea, un cambiamento sul discorso sanità, ma lo stiamo dicendo anche noi della maggioranza che serve un approccio nuovo rispetto a come si è sempre proseguito, l'ha detto l'assessore Riccardi più volte, come si è proseguita una politica sanitaria in questa regione c'è per diversi motivi, per tanti motivi che sono stati elencati, una denatalità, un aumento ovviamente delle criticità, un aumento delle persone anziane e quindi deve essere fatto un cambiamento di, come si può dire, di linea, no? Si mettono le risorse ma ci dovrà essere purtroppo dovuta anche al fatto che mancano costantemente medici, infermieri e quant'altro, dovrà essere un cambiamento di linea su questo argomento. Per il resto io ritengo che non ci sia settore economico, culturale, sportivo, sociale che non sia stato adeguatamente finanziato in questa tornata ovviamente di bilancio. E quindi cercheremo di migliorare come chiede l'opposizione, ma sicuramente ben difficilmente, e da qui anche deriva tra virgolette no, il fatto che il nostro Presidente sia anche il più amato ovviamente fra i Presidenti delle Regioni, penso che ogni settore sia stato adeguatamente attenzionato e finanziato in questa manovra. È stato così a suo avviso, Sergo? Ma se non è così lo scopriremo fra poco, quando chi è rimasto escluso avrà da protestare. Io non so se ogni settore ovviamente ha ricevuto quanto ha richiesto, perché poi ognuno chiede quanto vuole e quanto pensa di meritare, poi giustamente bisogna fare delle scelte. Ci sono sicuramente tante poste su cose dove ovviamente anche le opposizioni in questi anni hanno detto guardate che si potrebbe fare questo. Facciamo un esempio, aiutare gli infermieri che non trovandoli sul nostro territorio vengono da altre parti, trovargli una casa, aiutarli diciamo anche da questo punto di vista sono cose, battaglie che noi facevamo ancora quando ero consigliere regionale, quando dall'altra parte c'era qualcuno che poneva limiti anche solo per comprare una casa e diceva no, se non sei residente qua da 5 anni, ma ho capito, ma se sono appena arrivato per venire a lavorare nei vostri ospedali, come faccio a essere residente da 5 anni qui? Quindi non si aiutavano queste persone neanche a comprare una casa. Adesso chiaramente l'ideologia delle prime friulani è venuta meno perché avete tolto tutti i paletti anche da questo punto di vista, costretti dai tribunali a farlo e quindi diciamo si va verso questa direzione. Ben venga, ci sono fondi per gli studenti universitari, gli alloggi e soprattutto a Trieste dove sta diventando un problema perché le seconde case vengono diciamo preferibilmente date ai turisti piuttosto che ai nostri universitari, quindi si interviene anche da questo punto di vista, va benissimo. Poi ci sono le cose su cui si potrebbe intervenire e non si interviene e quelle invece dove si interviene magari non si dovrebbe intervenire. Faccio 2 esempi. Ormai diciamo gli assestamenti non è un caso che danno la possibilità al Consiglio regionale di movimentare circa 1 miliardo di euro. Sono quanti anni? 4-5 anni ormai che si fanno questo tipo di assestamenti di bilancio. Noi abbiamo chiesto, e questo ancora lo chiedevamo come Movimento 5 Stelle 5 anni fa e oltre, di fare un ragionamento per l'abbattimento delle tasse. Abbattere l'IRAP delle nostre imprese potrebbe essere veramente un volano per questa regione per far sì che diventiamo anche attrattivi, oltre a aiutare quelle che ci sono già. Non si fa solo in campagna elettorale, si scrive nel programma e non si fa. Adesso, nel 2019, una delle prime cose che ha fatto il governo Fedriga era stato quello di azzerare l'IRAP per le imprese che arrivano, però poi quest'IRAP diciamo, aumentava di anno in anno fino ad andare a regime, per cui quelle imprese che hanno usufruito nel 2019-2020 adesso pagheranno il prossimo anno pagheranno il doppio dell'IRAP rispetto a quello che pagavano non 5 anni fa. È stato scaglionato, lei dice, esatto. lo manterrebbe più costante. Un ragionamento su questo
si potrebbe anche fare. Noi introitiamo come regione 300 milioni di euro dall'IRAP, dalle nostre imprese, quindi quando parliamo abbiamo 1 miliardo a disposizione, ecco 300 milioni li prendiamo da lì. Si può fare sicuramente un ragionamento, magari per le microimprese. Allora, lei aveva adesso anche un'altra proposta, ma le faccio subito replicare su questo, a questo punto, consigliere dell'IRAP. Si può sicuramente fare un ragionamento. Tutti questi, si può sicuramente fare un ragionamento e verrà probabilmente fatto nel proseguo della legislatura. Però l'aumento delle economie e soprattutto dei soldi in questi assestamenti derivano dal fatto che abbiamo recuperato qualcosa come 6-7 punti di rientro delle tasse, ad esempio su base nazionale, dove noi portavamo a casa il 52, adesso portiamo a casa il 58, vogliono dire centinaia di milioni di euro. Chiaro che c'è un aumento ovviamente anche delle entrate dovuto al fatto che l'economia anche dopo il Covid è ripartita. Chiaro, io sono il primo a dire che leggendo la Bibbia, il Vangelo, da 7 anni di vacche grasse, dopo c'erano 7 anni di vacche magre. Però questo è un discorso internazionale. È chiaro che si può fare un discorso sull'IRPEF, ma è chiaro che tutte queste risorse vengono messe sulle imprese proprio per riuscire a dargli, e soprattutto sul comparto economico, per riuscire a dargli della struttura e comunque un rilancio in previsione di un minimo di abbassamento e di criticità. Quindi si va a tentare di mettere, tra virgolette, in sicurezza un sistema che abbia le spalle coperte per quando ci sarà un rischio di un eventuale calo della domanda economica. Questo è, senza nulla togliere al fatto che si possa andare a cercare di diminuire di nuovo l'IRPEF. Sergo, poi le lascio aggiungere, aveva anche un altro spunto, se non ricordo male, anche di riflessione. No, dicevo, dall'altra parte ci sono investimenti che noi abbiamo sempre osteggiato e continuiamo a fare strade, infrastrutture, e in questo assestamento di bilancio lo vediamo, il capitolo anche infrastrutture e territorio è quello finanziato con la 60 milioni di euro per la tangenziale sud di Udine. No? Sì. Lo ricordo ai nostri telespettatori, dunque, ricordiamo, la misura più ingente senza dubbio riguarda appunto gli ulteriori 62 milioni stanziati per la realizzazione della tangenziale sud di Udine, un'opera comunque molto attesa da parte della popolazione, almeno che abbiamo ricevuto telefonate da telespettatori che ci chiedevano anche loro ragionamenti rispetto all'iter a Roma che adesso si è sbloccato, no? Di nuovo, sì. Ma previsti poi 30 milioni per un nuovo bando per il trasporto marittimo stagionale che sarà gestito direttamente dalla Regione, un capitolo importante riguarda anche l'edilizia scolastica con 20 milioni per acquisire le scuole innovative ex INAIL e 27 milioni agli EDR, e poi non manca l'attenzione per l'abitare. C'è una norma per riprogettare aree dismesse, includendo abitazioni per i cittadini con difficoltà di accesso alle locazioni, e sempre a tema casa la norma che consente all'arrivo del secondo figlio di cedere la prima casa acquistata con i bonus regionali prima della scadenza dei 5 anni. In merito all'opera della tangenziale sud, Sergo. Come detto, è chiaro che i cittadini la vogliono, sono 40 anni che diciamo che si poteva fare direttamente senza aspettare, in questo caso il benestare del Ministero dopo 40 anni, si potevano fare le opere attorno ai comuni interessati per togliere effettivamente il traffico merci che attraversano Basigliano, Basagliapenta, Capoformido e tutti i comuni da Udine a Codroipo. Si poteva fare, non si è voluto fare, si è aspettata la grande opera. Ora la grande opera, che doveva costare 140 milioni, se l'avessero fatta 10 anni fa, costerà 200 milioni. Per quello dobbiamo aggiungere i 60 milioni, perché non si creda che costi solo 60 milioni l'opera per fare 13 km di strada, ne costerà 200. E dobbiamo ancora partire, perché dobbiamo ancora fare la gara, dobbiamo fare ancora tutto, per cui quei 200 milioni cresceranno purtroppo, viste le esperienze passate. Però il punto era il come. Qui dicevo prima, no? Noi parliamo tanto di consumo di suolo, facciamo le battaglie per l'agrivoltaico, fotovoltaico, eccetera, poi arriviamo con 13 km di strade in mezzo alle nostre campagne, quando abbiamo una terza corsia
già fatta tra Palmanova e Portogruaro sostanzialmente, e che doveva servire esattamente a questo, cioè a far arrivare le merci dalla Slovenia, perché anche la tangenziale sud è legata al collegamento Gorizia, quindi Slovenia, Pordenone, perché se no non ha motivazione di esistere, ma l'idea nostra ovviamente era quella di mandare questo tipo di traffico TIR sulla terza corsia. Il problema qual è? Che tra Villesse e Palmanova la terza corsia ancora non c'è, qui sono anche qua altri 30 anni, no, che si dovrebbe realizzare, però non è perché di là si rallenta e francamente non si capisce perché tra Palmanova e Villesse non ci sia ancora la terza corsia, che dobbiamo fare altre strade e consumare altro suolo. Ripeto, anche in tutti i piani urbanistici, sia dei comuni interessati, c'erano già le mini tangenziali, come le chiamo io, no? Piccole circonvallazioni che avrebbero trasferito all'esterno il traffico merci rispetto al centro abitato, perché lì si passa di fronte a tutto, a municipi, case, attività produttive con TIR, mezzi pesanti ogni giorno, creando notevoli disagi, e questo andava sicuramente risolto. Si poteva fare, non si è fatto. Dove si è fatto? A Porpetto. A Porpetto perché? Perché evidentemente qualcuno, se vi ricordate le polemiche di questi giorni, a Porpetto si è fatta la circonvallazione, no? 12 milioni di euro spesi, ma perché? Perché evidentemente in mezzo ai territori di Porpetto qualcuno doveva costruirci qualcosa. In questo caso non avrebbero potuto costruire niente perché in mezzo c'è già il comune, no? Facendo la tangenziale, quindi non era appetibile, mentre facendo una bella strada di 13 km io voglio vedere quante zone industriali, commerciali e artigianali avremo oltre la strada in quella campagna, e poi il Presidente mi verrà a dire che sarà preoccupato per i terreni agricoli. Questa è dunque la posizione di Sergo su infrastrutture e consumo di suolo? No, io sono sempre preoccupato per i terreni agricoli, però lo vedremo. No, io capisco la filosofia di Cristiano, Sergo e del Movimento 5 Stelle. Io spesso e volentieri chiedo ma che tipo di società vogliamo, ma soprattutto a quelli che poi protestano, che tipo di società industriale, elettrica o di consumi vogliono. Perché se tutti vogliamo il condizionatore, tutti dobbiamo arrivare a riscaldare le case senza legna, senza gas, senza petrolio, senza carbone, vogliamo l'industria. Allora se vogliamo un tipo di società che non, tra virgolette, qualcuno torna indietro, per me io tornerei indietro ben volentieri, no? Non dico al film L'albero degli zoccoli, no? Per me la mia società è tipo rurale e quant'altro, però se lei prospetta di tornare indietro, no? Una società in cui non c'è traffico, non c'è pannelli fotovoltaici, non c'è consumo elettrico, che andiamo a rivederci il film di Ermanno Olmi, no? L'albero degli zoccoli, io penso però che il 99,9% della nostra popolazione, quando gli prospetti qualcosa del genere, ben difficilmente ti dice di sì. E allora se dobbiamo avere una società che si evolve con quello che conosciamo noi e quello che auspichiamo noi come civiltà, non per tutti magari allo stesso livello, è chiaro che dobbiamo strutturare, ho detto prima, la nostra economia, le nostre aziende, la nostra rete elettrica e quant'altro, tenendo conto possibilmente di non andare a distruggere quel po' che c'è rimasto, no? Magari usufruendo di zone a basso valore aggiunto o quant'altro. Però è chiaro che la Regione in questo caso, e soprattutto il nostro Stato, la nostra civiltà, ci porta a questo compito nostro, cercare di andare a limitare il più possibile i danni, ma ben difficilmente si può, tra virgolette, tornare indietro. E quindi io dico, più di qualcuno aspetta queste opere. A Pasiano di Prato io penso che aspettano le opere. Chi le costruisce sicuro. Quindi, chi le costruirà sicuro. Che chiaramente dobbiamo decidere verso che società vogliamo andare. Discordanti, no? Chi d'accordo, chi no. No, però scusi, perché allora io vorrei capire, si è finito il consigliere. No, io vorrei capire se lei che ci ha ascoltati, e ovviamente anche chi è a casa, ha mai sentito dire che io sono contro il fotovoltaico? Quando vi ho detto che abbiamo raggiunto gli obiettivi già del 2026. Sempre l'equilibrio, no? Questione di equilibrio, le dico. Che io sono contro i trasporti, quando vi ho detto che i TIR devono andare sull'autostrada che abbiamo costruito e che stiamo per costruire, quando aggiungiamo anche che le merci dovrebbero andare su ferrovia, e quando per scelte politiche evidentemente si preferisce continuare ad andare su strada
e non sul ferrovia. Poi le spiego anche perché. Faccio solo un esempio. I 200 milioni che adesso state stanziando sulla tangenziale sud, no? Sono gli stessi 200 milioni che mancano per risolvere il problema del nodo di Udine ferroviario, quello che permetterebbe alla città di superare i passaggi a livello, quello che tutti i cittadini di Udine, se non vi telefonano, inizio a farlo io, chiedono da 30 anni, è quello che permetterebbe l'implementazione del traffico merci. Perché non si fa? È una scelta politica, Presidente. Punto e basta. Ditelo. Allora non dite a noi che vogliamo la società del passato, dite che voi volete la società delle auto e del tir su gomma e del traffico, perché quelle opere lì continueranno a fare, c'è un altro problema. Continueranno a fare traffico e continueranno a fare inquinamento. C'è un costante crollo del trasporto merci su rotaia. Ma non solo in Italia, anche in Francia, che ovviamente era un tipo di nazione che ovviamente sulla rotaia aveva puntato tantissimo. Funziona Ma solo in perché? Austria. Perché? È semplice, perché noi vogliamo questa cover il giorno dopo, perché vogliamo la società purtroppo, e dico purtroppo, si sta orientando a un tipo di consumo dove vuole tutto e subito. Ormai su rotaia ben poco si sposta. Sai quanto ci mette quella cover a venire da Roma a Udine in treno? Sì, ma è l'ultimo tratto. Ma non lo sto dicendo io, cioè lo dicono i dati in tutta Europa, purtroppo. Facciamo terminare un attimo il consigliere che stava in tutta Europa il traffico su treno si sta riducendo. Noi eravamo già ovviamente indietro perché erano scelte politiche degli anni 60 e 70 e sappiamo da dove derivavano, però a livello europeo il traffico su treno si sta riducendo, ma non perché lo voglio io o lo vuole la politica, perché purtroppo determinate scelte oppure determinate mode, possiamo chiamarle, modo di vivere, ci porta a questo. E perché Pozzeno d'Agostino, il porto di Trieste, ha avuto da 6.000 a 10.000 treni movimentati l'anno? Perché è un altro discorso, perché ovviamente portare le merci da Trieste in giro per l'Europa potrebbe essere economicamente ben più difficile, ma attenzione sul traffico locale, sullo spostamento delle merci locali. Purtroppo in tutto il resto d'Europa, torno a dire, su ferrovia sta diminuendo. Ma la tangenziale sud non serve ai corrieri di Amazon per fare nomi e cognomi, non serve a quelli. Ma tutto il resto delle merci purtroppo si sta muovendo una certa dinamica. Non dipende sempre dalle politiche regionali. Ha avuto il doppio dei numeri di treni e non è stata fatta la TAV da 7 miliardi e mezzo che qualcuno avrebbe voluto fare bucando il Carso. Evidentemente non è vero. Posizioni discordanti, ok, l'abbiamo capito. Allora, nuovo break pubblicitario. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia del consigliere regionale Alberto Budai della Lega, di Cristian Sergo, che è coordinatore per la provincia di Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, passiamo anche al Gazzettino, per ovviamente valorizzare i temi in primo piano. Ecco, io affronterei, abbiamo ancora una decina di minuti, non parliamo spesso della situazione degli allevatori, quindi anche grazie alla sua presenza, consigliere Budai, che lei è anche del settore, conosce bene un po' l'andamento. Oggi il Gazzettino presenta questo dossier col prezzo del latte in aumento, le stalle escono dalla crisi, allevatori verso il futuro, la produzione del latte, dunque si scrive, riesce a essere finalmente remunerativa per le aziende zootecniche del Friuli Venezia Giulia. Oggi un litro di latte alla stalla è pagato 60 centesimi e i consumatori dimostrano di apprezzare sempre più i prodotti. Nel titolo interno si parla di ripartenza con il prezzo che vola in Friuli Venezia Giulia. Gli allevatori friulani, viene scritto, vedono la luce dopo gli anni a rischio chiusura. È effettivamente così? Cosa si intende per remunerazione, cosa si intende per ripartenza? Allora, io tutti gli incontri che ho sul territorio con i miei, continuo a chiamarli colleghi, dico sì, ok, veniamo da 10-15 anni di prezzi che ovviamente facevano andare in perdita le aziende,
con una pressione burocratica, sanitaria e quant'altro che non si è affievolita, cioè continua ad aumentare, e che ha visto la chiusura di centinaia e centinaia di allevamenti o di aziende. Non dimentichiamoci che in questo momento in Friuli Venezia Giulia stiamo parlando, fra piccoli, medi e grandi, non più di 500 stalle di vacche da latte, quando con qualsiasi comune negli anni 80 c'erano 200-250 allevatori, chiaramente piccoli, ed è in continua diminuzione. Perché? Perché ovviamente, nonostante quel che si dice, che il piccolo è bello, non bisogna arrivare a strutture di grandi dimensioni, la politica dell'Unione Europea si sta facendo arrivare a strutture di mega dimensioni, ma per un motivo semplicissimo, perché i costi sono altissimi e ovviamente facendo 10 quello che resta di un capo, è evidente che se tu hai un'azienda da 30, 40, 50 capi, che una volta era la normalità in questa regione, ti resta ben poco. È chiaro che quindi sopravvivono e riescono a resistere sul mercato aziende di grandissime dimensioni, aziende da 200, 300, 400 capi, che possono affrontare gli alti e bassi e soprattutto sono organizzate, no? Per quel che riguarda tutto il discorso burocratico, sanitario e quant'altro. Dopodiché non si può pretendere che un giovane, no, resti in azienda, perché il grosso problema in questo momento è il ricambio generazionale. Già non si trovano ovviamente persone che vogliono lavorare in agricoltura, anche se salariate, ma non si riesce a trovare, se non si garantisce un reddito e soprattutto un modo di vivere adeguato, come dicevamo prima, ai nostri stili di vita, anche perché queste persone poi dovranno trovare una compagna, un compagno, certo, no? E quindi c'è un problema di ricambio generazionale. E soprattutto, io dico sempre, la media si farà sui 10 anni, non è che una rondine fa primavera, è da un anno che si vedono questi prezzi. Per recuperare quello che in 10 anni si sono persi, e si sono persi centinaia e centinaia di aziende, ci vorranno altri 10 anni di questi prezzi che danno un minimo di remunerazione per fare la media. Questa è la realtà. Vedremo se il mercato tiene, vedremo se ovviamente tutto questo avrà un futuro. Poi potremmo aprire tutte le problematiche, no? Sulla burocrazia, sul discorso sanitario. Gliela rilancio a Servo, perché chiaramente è un settore fondamentale, abbiamo visto anche le proteste che ci sono state anche per la burocrazia e per le normative europee che ricadono, no? sugli allevamenti, sull'agricoltura, tra l'altro, insomma una burocrazia sicuramente rilevante e che poi bisogna affrontare con complicazioni non da poco. Sicuramente c'è da dire che l'aumento del prezzo del latte comunque tiene conto e dovrebbe tener conto anche di quella che poi è l'aumento dell'inflazione anche, no? Perché poi noi andiamo ovviamente a fare la spesa tutti i giorni, vediamo il prezzo del latte, il problema è che lo vedevamo salire anche prima ma non c'era alcuna ricaduta per gli allevatori. Quindi se adesso ovviamente c'è questo tipo di ricaduta è perché c'è anche una spinta molto forte dell'inflazione, c'è stata negli ultimi anni. Nell'ultimo documento Economia e Finanza avevamo fatto notare anche in aula, no? Durante l'assestamento di bilancio, l'inflazione ha inciso per il 16% circa sui nostri redditi. Quindi come diciamo aiuto, come danno alla spesa, no? delle famiglie e nello stesso periodo i salari sono aumentati del 4%. Quindi vuol dire che chiaramente chi aveva prima 1.000 no, da spendere adesso ne spende 1.160, chi prima aveva 1.000 da introitare uno stipendio adesso ha ovviamente 1.040. Quindi questo gap è quello che noi stiamo pagando e per quello diciamo sempre dobbiamo aiutare i salari, anche non solo ovviamente degli allevatori, su cui tutto quello che si può fare è bene fare. Prima c'era un articolo dove si diceva le aziende guardano al futuro. Quando abbiamo stabilito anche di mettere i pannelli fotovoltaici sopra quelle stalle, quelle strutture, ovviamente era per dare un aiuto proprio alle aziende da questo punto di vista.
Dopo chiaramente ci sono le storture, che si va ai grandi campi agrivoltaici da 80 megawatt, che lì non so quanto possono diciamo essere di interesse delle aziende piuttosto che di chi produce energia. Quello è un'altra cosa. No, ma dico, il fatto di aiutare anche le aziende a produrre energia e quindi avere meno costi all'interno delle proprie strutture andava e va in questa direzione chiaramente, e molto si è fatto, molto si sta facendo, tant'è che anche una buona parte di questi milioni di cui si parla l'assessore Zanier li mette proprio su questi diciamo investimenti che, bene ricordare, valgono solo per investimenti sui tetti delle aziende e non a terra. Un'ultima battuta, quanto sta incidendo anche la tecnologia nel settore, o per ridurre o invece nell'aumento dei costi? No, la tecnologia nel settore agricolo ha avuto un'esplosione incredibile, basti pensare a oggi ben difficilmente un'azienda, ce ne sono, ma ben difficilmente un'azienda moderna non va sulla tecnologia, pensiamo solo ai robot di mungitura, pensiamo a tutte ovviamente i calcoli sulla produzione, sul benessere animale, cioè un'azienda agricola oggi non ha niente a invidiare a ben altre strutture di ben altro investimenti economici, ma proprio per questo, ed è anche per questo che sull'80 oppure sui fondi di rotazione ci sono centinaia e centinaia di milioni che ruotano, ormai gli investimenti in agricoltura per aprire un minimo di azienda agricola, cioè stiamo parlando di milioni e milioni di euro, e qui nasce un problema. È ben difficile chiaramente che un giovane che non sia figlio di imprenditori agricoli riesca a partire, perché c'è un salto iniziale che non sono più qualche migliaia di euro per aprire magari qualche piccolo laboratorio artigiano, qui stiamo parlando di milioni e milioni di euro. Un'ultima cosa, il prezzo del latte vola anche perché ovviamente negli altri stati europei, sono diminuiti in maniera drastica gli allevamenti, vuoi per la spinta ambientale e vuoi anche per l'abbandono, anche in tante zone rurali della Francia, delle aziende. In Italia in questo momento abbiamo serie difficoltà nell'approvvigionamento di carne bovina, proprio perché dalla Francia non arrivano più vitelli da ristallo. Per cui ci sarebbe da parlare giorni e giorni. Quindi c'è anche nel resto dell'Europa una tendenza all'abbandono delle campagne, e quindi noi eravamo un paese importatore, ed è evidente che l'aumento dei prezzi del latte e della carne negli altri stati fa sì che per fortuna i nostri allevatori riescono ad avere un prezzo remunerativo. Ultima battuta, prima di lasciarvi, ve la chiedo, questo immagino sia una condanna bipartisan, un'attestazione di solidarietà, questa operatrice del CUP aggredita all'ospedale di Udine, il Gazzettino appunto ricordo titola "Torna la paura", un'addetta che è stata assalita in ospedale da una utente che voleva prenderla per il collo. Chiaramente si sta cercando di capire come mai ci sia stato poi anche questo comportamento. Questa utente, che dopo aver divelto la barriera in vetro ieri mattina, la barriera di questo sportello, avrebbe cercato di afferrare questa operatrice del CUP al collo. Si è parlato in passato di ulteriori aggressioni che ci sono state all'ospedale di Udine, non solo, anche ai danni di personale sanitario. Insomma, immagino che su questo la solidarietà all'aggredita e la condanna sia bipartisan, e richiama anche quanto si può fare, le richieste per esempio della FIALS per cercare di migliorare la situazione, anche sensibilizzare e affrontare misure per migliorare anche la sicurezza da parte di questi operatori. Riparto da lei, Cristian Sergo, per una veloce riflessione in merito, e poi chiaro abbiamo parlato anche di liste d'attesa, magari le riaffronteremo in altri momenti in questo spazio. Sempre anche qui il Gazzettino titola "Sanità in chiaroscuro, prenota una visita neurologica al CUP a novembre 2026, questo riguarda una cittadina della provincia di Pordenone". Diciamo anche che ci sono situazioni che non creano serenità, talvolta anche nello spirito dei pazienti, anche se questo non giustifica mai in nessun caso eventuali comportamenti come questi. Ma a parte che qui credo che la signora non questo stesse è un caso a parte, non c'entra stesse niente, protestando per le liste d'attesa, perché doveva ancora arrivare. Questo è un caso di Pordenone, allo sportello, non c'entra niente questo delle liste d'attesa, era per ricollegarci una volta anche alle segnalazioni che ci arrivano anche telefonicamente. In questo caso quello è un altro tema, nel senso che spesso e volentieri purtroppo va allacciato in fretta, ecco, male che non ci siano incomprensioni. Casi di mala sanità poi portano anche a questo tipo di reazioni da parte dei cittadini, che comunque vanno condannati, diciamocelo, perché non c'è nessuna giustificazione per questo tipo di reazioni,
e torno a ribadire, così come spesso ho fatto quando si parla di sicurezza in generale, no? Perché poi è un tema che riguarda i nostri autisti, i controllori dei treni, la Polfer, cioè possono essere situazioni dove evidentemente c'è un problema culturale. Cioè dove chi lavora per il pubblico, come in questo caso una semplice dipendente dell'ospedale di Udine, non è visto come un'autorità. E noi finché non lavoriamo su questo avremo sempre peggio una deriva, quindi un aumento di casi simili, perché o noi torniamo a dare un'autorità e quindi una dignità a chi fa questo tipo di lavoro e quindi facciamo in modo che i cittadini capiscano che di fronte non hanno una persona sola, ma hanno una regione, hanno uno Stato e quindi devono mostrare lo stesso rispetto che si mostrerebbe, vorrei dire, a un poliziotto per strada, ma ormai neanche di quelli c'è del rispetto tante volte e quindi è sicuramente un problema culturale. Poi massima solidarietà ovviamente non solo a questa dipendente, ma a tutti quelli diciamo coinvolti. Io purtroppo per motivi personali ho avuto bisogno di frequentare il pronto soccorso poche settimane fa e ho visto i carabinieri arrivare per situazioni diciamo simili, un po' di tensione. Per cui evidentemente è un qualcosa di molto frequente, magari non sempre poi finisce sulle cronache, no? E sui giornali, però succede e è veramente una cosa odiosa e che va combattuta in tutti i modi. Però non possiamo solo pensare a una guardia giurata in più allo sportello CUP perché adesso è successo questo, perché poi succederà al pronto soccorso. Allora o militarizziamo la zona oppure iniziamo a pensare effettivamente a quello che possiamo fare anche come politica per prevenire queste cose e evitare sempre di andare in repressione. Insomma. In primis anche culturalmente la condanna chiaramente è d'obbligo perché non ci si risolvono certamente i problemi in questa maniera. L'ho detto più volte anche qui in trasmissione, il livello di aggressività è aumentato, sarà per tanti motivi, il post-Covid, però è evidente che il livello di aggressività e di scontro anche nella nostra regione purtroppo si deve lavorare, come ha detto Cristian, su un discorso anche culturale, perché spesso e volentieri vediamo bambini che già a 10, 12 anni, 13 anni ormai hanno un'aggressività e non rispettano né i professori, né in questo caso la polizia, né i carabinieri, né quant'altro, quindi è un problema di famiglie sicuramente e soprattutto è un problema di questa società che ormai non rispetta più nessuno, non ha delle regole e non intende avere delle regole, quindi è evidente che arrivi allo sportello ancora prima, magari qui c'era un altro caso, c'erano ben altri problemi, ancora prima di sentirti dire guarda la visita ce l'hai fra un anno e mezzo e quindi magari scattare, aggredisce semplicemente perché turni su. Ecco, questo è il problema anche e soprattutto culturale. Certo. Bene, grazie allora ad Alberto Budai, grazie a Cristian Servo per questo ampio confronto.